Stiamo parlando della Fondazione San Raffaele, che non ha fini di lucro, ma nel tempo è diventata un'imponente corporation e poi è progressivamente scivolata in una irreversibile crisi finanziaria. Da tempo Don Verzé vuole costruire un ospedale in Costa Smeralda, fine lavori previste per quest'anno. E se non si finisce non arriva la convenzione con la regione. Il costruttore a costruire il fedele Zammarchi, che appalta e subappalta. A venir pronta subito è la villa con piscina del Don. L'ospedale invece, all'ospedale mancano ancora le rifiniture e come andrà a finire non si sa. Welcome to Sardinia. Il cantiere dell'ospedale si è fermato e la procura ora tira in ballo la metodo targata Zammarchi. Per costruire un metro quadrato ha fatturato anche 9.000 euro. Da luglio, dalla morte di Cal si è fermato tutto. A pochi chilometri dall'ospedale c'è Costa Dorata, una località che affaccia sull'isola di Tavolara, dove la fondazione di Don Verzé ha acquistato anche l'hotel Don Diego, ma non sapeva di dover fare i conti con il sindaco del posto. E non chiese concessione edilizia, tutto lì. E non chiese concessione, io l'ho denunciato. Io peraltro sapevo anche poco di questo Don Luigi. Quindi hanno fatto i lavori un po' così? Abusivi, non avevano concessione, io ho mandato i vigili, ho mandato i tecnici del comune e l'ho denunciato per abuso edilizio. E lui si arrabbiò, ricordo che mi disse, e come si permette denunciare Don Luigi Verzé? Ha detto, e come si permette lei venire nel mio territorio, e fare le cose, e fare gli abusi senza chiedere la concessione? Il Don Diego è un 4 stelle aperto solo nella stagione estiva, ma il Don ha sempre avuto progetti di espansione. Mi chiedevano sempre di inserire nel piano urbanistico un'area per edificare una ventina di ville, dicevano loro, per i medici. E l'ho anche inserito. Ho previsto proprio intorno nelle terre di Don Luigi Verzé una certa cubatura, un 10.000 metri cubi. Il nuovo piano urbanistico, in approvazione a breve, permetterà di rivalutare i terreni intorno al Don Diego, ma chissà se la nuova dirigenza del San Raffaele ne è al corrente. Magari non sanno manco di averlo. E beh, facciamo una telefonatina. Oh! No! Oh! Perché? Tranquilli. Chiami Roma. No, Lo IOR. Io quello che stavo facendo continuo a fare. Dargli una mano. Io dargli una mano, effettivamente pensavo così. Eppure mi ci ha raccontato che ha iniziato, ha conosciuto Don Verzé su un abuso edilizio. Grande lotta e poi dopo 20 anni gli fa un regalino del genere. Siamo amici, siamo diventati amici, ho detto. Siamo diventati amici. Scusi. Il sindaco non è più il duro di una volta, mentre il Don forse non ha perso il vizio degli abusi. L'ospedale è ancora da finire, ma la Villa dei Sigilli, sul Monte Tabor di Sardegna, è pronta da tempo. Visitandola ci è venuto un dubbio. Ma qui sarà tutto in regola? Abbiamo chiesto informazioni al comune di Olbia, che scopre così la moltiplicazione degli abusi. Non risultano le autorizzazioni per la piscina, l'immobile in pietra, la tettoia, l'ampliamento della Casa Rossa, il muro di confine. C'è qualcuno? Ad Olbia le cose erano andate diversamente, il pubblico da solo non ce la fa e Don Verzé dice ci penso io a portarti qui un San Raffaele, tu dammi le convenzioni. Ci sono voluti 20 anni a convincere la regione, alla fine le garanzie arrivano. Don Verzé comincia a costruire prima la sua villa con piscina in parte abusiva e poi parte con l'ospedale. Mancano solo le rifiniture e arriva il crack. Oggi il San Raffaele, la fondazione, è gestita dallo IOR che dice quell'ospedale lì non so se mi interessa più tanto. A costruire sempre il fedele Zammarchi che si affida alle imprese locali che anticipano tutto, lui non le paga e adesso chi si è visto, si è visto.